Buongiorno, benvenuti e bentornati. Oggi è martedì 3 marzo 2026. Il sole sorge alle 6:41 e tramonta alle 18:04. La luna si leva alle 17:55 e cala alle 7:03. Oggi la Chiesa celebra Santa Cunegonda. Il nome Cunegonda ha radici antiche, nonostante sia poco conosciuto. Deriva dal nome tedesco Kunigunde, significa guerriera di stirpe nobile. Oggi è la Giornata Mondiale della Natura Selvatica, istituita dall'ONU per celebrare la data in cui nel 1973 183 Stati hanno firmato la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. L'obiettivo è celebrare la biodiversità in tutto il mondo. Inoltre si celebra oggi la Giornata Mondiale dell'Udito, un evento che coinvolge oltre 100 paesi, per richiamare l'attenzione sull'importanza della salute uditiva. Auguri alla cantante Camilla Cabello, che oggi compie 29 anni. Ha iniziato la sua carriera nelle Fifth Harmony per poi trionfare da solista con successi mondiali come Havana e Señorita. Anche il singolo Bam Bam in duetto con Ed Sheeran rimane tra i brani più iconici degli ultimi anni. Oggi celebriamo anche il compleanno di una bellissima attrice che compie 44 anni, Jessica Biel. Indimenticabile protagonista della serie Settimo Cielo, ha poi conquistato il grande schermo. Dal 2012 è sposata con il cantante Justin Timberlake, con cui ha 2 figli. Compie 24 anni Lorenzo Musetti, una delle stelle del tennis italiano. Nato a Carrara nel 2002, Musetti è stato il più giovane italiano a vincere uno Slam Under 18, Australian Open 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti della storica vittoria della Coppa Davis insieme a Yannick Sinner. Time, un nome che racchiude una promessa, quella di offrire informazioni aggiornate e rilevanti. Da più di un secolo, dal 3 marzo 1923, questo settimanale americano è fonte di ispirazione globale. Ogni anno, con la sua celebre copertina di dicembre, Time sceglie la persona dell'anno. Per il 2024 la scelta è ricaduta su Donald Trump, che ha segnato in modo decisivo gli eventi di quell'anno stesso. Nell'anno 2025 non abbiamo avuto una singola persona dell'anno, The Person of the Year, ma tutti gli architetti dell'intelligenza artificiale. Sapete come funziona il termos? Il termos usa il vuoto per mantenere costante la temperatura. Il liquido si trova in un recipiente interno con pareti metalliche circondate dall'appunto vuoto, che blocca le correnti di convenzione, il trasporto di energia che trasmetterebbe il calore dall'esterno. Per far sì che lo scambio avvenga, i materiali dovrebbero essere a contatto. Creando il vuoto, una regione più bassa di quella atmosferica, questo contatto viene interrotto isolando il contenuto. Il 3 marzo 1944 una tragedia senza precedenti colpì l'Italia. Il disastro ferroviario di Balvano. Un treno merci rimase bloccato in una galleria e i gas tossici delle locomotive a vapore avvelenarono i passeggeri. Morirono quasi 600 persone, fu la più grave sciagura ferroviaria della storia italiana. Venne tenuta a lungo quasi nascosta dalle autorità dell'epoca. Take that with a pinch of salt, traducibile letteralmente con prendere qualcosa con un pizzico di sale. Questo è un modo di dire inglese che corrisponde al nostro prendere qualcosa con le pinze. Si usa per indicare che bisogna accertarsi della veridicità di un'informazione prima di crederci ciecamente. Il matto del giorno è un genio della matematica, George Cantor. Fondatore della teoria degli insiemi, Cantor scoprì che esistono diversi tipi di infinito. Queste idee rivoluzionarie gli valsero però l'ostilità di molti colleghi che lo considerarono un folle. Cantor soffrì molto per il rifiuto della comunità scientifica e si rifugiò nella filosofia e nella religione. Morì nel 1918, ma la sua teoria è oggi pilastro della matematica moderna. In suo onore, sulla Luna c'è un cratere che porta il suo nome. E ci salutiamo oggi con la nostra frase del giorno. Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono, lo scopo della vita è quello di regalarlo.
Grazie per averci seguiti e averci scelti anche oggi per iniziare assieme la settimana con l'Almanacco. Mi ritrovate sempre qui anche domani per nuove curiosità e informazioni dal mondo. Mi raccomando, vi aspetto. Buona giornata e a domani dalla vostra Geire.